io voto sì. Il 17 aprile io voto sì contro le trivellazioni in Adriatica e il 5 giugno voto Letizia Campanaro per la sinistra di Chioggia. E allora, primo giorno di campagna elettorale ufficiale o avete già cominciato? Allora, sì, abbiamo già cominciato, la nostra campagna elettorale è all'insegna del confronto che, come abbiamo detto, sarà rivolto agli interessi del cittadino e la mia priorità è appunto quella di valutare volta per volta quali sono le problematiche e le criticità del nostro territorio. Oggi siamo qui a Chioggia per parlare del referendum abrogativo del 17 aprile e per cercare di sensibilizzare e di informare la nostra cittadinanza rispetto a un problema gravissimo. Il 17 aprile appunto i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi relativamente al problema delle trivelle. Problema che appunto più che mai colpisce il nostro territorio perché causa delle conseguenze gravissime, dei danni gravissimi sia per quanto riguarda il patrimonio naturale e la salute del cittadino, ma soprattutto per le gravissime conseguenze che potrebbe provocare, che anzi sicuramente provoca in termini di subsidenza, che è un fenomeno che già si verifica naturalmente in questo territorio e che quindi potrebbe portare delle gravissime conseguenze anche per quanto riguarda il turismo e quindi dei gravissimi danni a quello che è il fattore principale, diciamo, della nostra economia. Quindi sensibilizziamo e informiamo le persone affinché il 17 aprile vadano a votare e votino sì per fermare le trivelle.